Sì, è stata un'attività che è stata svolta dal NORM della compagnia nell'ambito di un servizio di controllo. Hanno notato questo furgone parcheggiato fuori della ditta, in questo capannone in disuso, e nella circostanza hanno colto in flagranza questo cinquantenne, questo ventunenne di origine rumena che avevano appena tolto del filamento di rame dall'impianto elettrico di questo capannone. Ricordo che il rame, insomma, in quantitativi così importanti ha un valore economico sul mercato nero abbastanza elevato, tant'è vero che insomma, viene appellato di solito come oro rosso e quindi nella circostanza i due sono stati tratti in arresto per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Queste due persone sono già note alle forze dell'ordine e dove risiedono? Sono residenti ad Altivole, sì, erano già note per altre vicende che riguardano sempre atti predatori.